commento sul nuovo piano della luce approvato dal Consiglio Comunale. Beh, è un atto di pianificazione molto importante, si basa sui presupposti di efficienza economica, di riduzione dei costi per la cittadinanza ed è un atto di pianificazione che adesso diventa cogente e stabilisce le regole con cui anche illuminare il territorio di Cagliari. Il territorio è diverso, non tutti i luoghi hanno la stessa valenza e pertanto sono state scritte le regole con cui utilizzare illuminazioni differenti a seconda dei luoghi, ad esempio nei centri storici oppure nei grandi viali stradali oppure ancora nelle aree e nelle piazze. Noi a Cagliari abbiamo 20.000 corpi illuminanti circa e di questi circa 11.000 sono gestiti direttamente dal Comune di Cagliari, 9.000 invece da un appalto Consip. Abbiamo fatto uno studio di questi 11.000 corpi illuminanti, se sostituiti con tecnologia LED ci porterebbero a un risparmio di circa 760.000 euro all'anno di bolletta energetica. Ecco, quindi nel piano è stato stabilito anche che con un investimento di circa 5 milioni e mezzo di euro andremo nei prossimi anni a risparmiare qualcosa come 9 milioni di euro di bolletta elettrica. Questa è una cosa molto importante. Il piano dice anche tante altre cose e fa un'analisi anche storica di come si è sviluppata l'illuminazione a Cagliari e questo ha permesso di scrivere anche queste regole.